Abbiamo un ospite stamattina per raccontarvi una storia che ha dell'incredibile. La nostra ospite si chiama Daniela Lafratta, è un'avvocata e si occupa anche di dare sostegno e aiuto ai migranti sul territorio con l'associazione Oana, insomma, quindi anche di diritto delle migrazioni. Non so se esiste esattamente questa dicitura, diritto delle migrazioni, magari ci dovrebbe essere, però. Buongiorno Ciao. Marina, grazie per questo invito. Diritto dell'immigrazione si inizia, diciamo, nel mondo universitario da qualche anno sicuramente ad affacciare questo tipo di materia, diritto dell'immigrazione, diritto degli stranieri, quindi sicuramente qualche passo avanti è stato fatto, per cui abbiamo qualcosa al momento. Ok, dicevo che parliamo della storia di Omar. Omar è un ragazzo eritreo, al momento vive proprio all'interno della città della Carità e purtroppo ha una malattia molto grave, ha un tumore all'intestino all'ultimo stadio e la sua è una situazione incredibile perché pur essendo ufficialmente un rifugiato politico non gode di tantissimi diritti sul territorio e addirittura i volontari dell'associazione Oana sono coloro che poi gli portano le medicine, ad esempio. Esatto. Ma se ne potrebbero fare tanti di esempi. Ci racconti bene la sua storia, Daniela? Sì, Omar arriva all'hotspot di Taranto nell'agosto del 2022, quando a seguito di un'operazione di salvataggio effettuata dalla nave Geo Barents, quindi da Medici Senza Frontiere, arriva nella città di Taranto e viene sin da subito segnalata la sua situazione critica da un punto di vista medico, e quindi appena sbarcato all'hotspot di Taranto viene poi immediatamente trasferito all'ospedale Moscati di Taranto. Qui successivamente a subito, diciamo, i primi accertamenti, viene scoperto questo tumore molto grave che addirittura viene diagnosticato al 4° stadio. Quindi Omar inizia una serie di ricoveri, di esami e sin da subito viene sottoposto a chemioterapia. Insomma, la sua storia poi medica è molto lunga perché a seguito del primo periodo chemioterapico sarà poi sottoposto a diversi interventi per rimozione della massa prima, poi ancora chemioterapia, a un certo punto avrà delle complicanze, quindi sarà necessario asportare il suo intestino fuori, quindi con un intervento che, mi dovete scusare, ma il mio mestiere è l'avvocato, non il medico, per cui non sono in grado di... Va bene, insomma, un ulteriore intervento molto delicato per asportare all'esterno e poi riportare all'interno dopo. Esattamente. Nel frattempo il suo status è soltanto quello di richiedente asilo, che riusciremo ad avanzare alla questura, a manifestare alla questura, ovviamente per mio mezzo, cioè una volta raccolta la volontà di Omar di avvalersi della protezione internazionale, riusciremo a formalizzare la richiesta con la collaborazione preziosissima dell'Ufficio Immigrazione di Taranto, che si recherà poi all'hospice di Mottola unitamente ad una squadra della scientifica che riuscirà a prendere le impronte, insomma a formalizzare la sua richiesta. Successivamente la procedura vuole che il richiedente asilo venga ascoltato dalla cosiddetta commissione territoriale. In questo caso era anche un problema per riuscire a portare Omar negli uffici della commissione di Bari, e pertanto la commissione riuscirà poi a decidere su base documentale, e data la provenienza di Omar dall'Eritrea, che è uno dei paesi, insomma, che versa in una situazione da sempre molto molto grave, riuscirà ad avere il riconoscimento del suo status di rifugiato politico. Ok, questa è la sua storia e fin qui sembra andare tutto paradossalmente bene, cioè ovviamente c'è il dramma di questa malattia molto grave. Il problema qual è adesso? Anzi, quali sono i problemi in un minuto, perché poi ci torniamo dopo la pausa. Sì, i problemi al momento sono tanti, sono tantissimi, sono sostanzialmente tutti sulle spalle di Omar e del terzo settore. Omar, abbiamo detto, è un rifugiato politico, ma sostanzialmente non gode di alcun diritto che è riconosciuto ai rifugiati politici. Omar vive qui da circa un anno, alla cittadella della Carità. Non riusciamo ad ottenere una residenza per Omar, non è stato mai preso in carico dalla prefettura e pertanto non è stato mai collocato in un centro di accoglienza per come avrebbe diritto, quindi parlo ovviamente di un centro SAI. Questo ha prodotto ovviamente anche una assente, quasi nulla integrazione sul territorio, la possibilità di imparare la lingua, il diritto a percepire il pocket money, che è una piccolissima somma
giornaliera che i richiedenti asilo, i rifugiati dopo, hanno diritto ad ottenere. Parliamo di 2,50 € che magari Sì. gli potrebbero servire anche per fare una ricarica del telefono e chiamare qualcuno in Eritrea, visto che qui è completamente da solo. Non può Assolutamente fare sì. neanche questo senza di voi.